Bossi Berlusconi sulla manovra prevede la futura abolizione delle province. Dura reazione di Francesca Zaccariotto. È un vero e proprio agguato da parte della maggioranza, dice. È l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. Ben trovati. In primo piano dunque il taglio di tutte le province per garantire un risparmio sul debito pubblico. All'indomani del vertice Bossi Berlusconi sugli aggiustamenti alla manovra, ecco che questo provvedimento deciso dal governo scatena la dura reazione della Presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. La sentiamo nel nostro servizio d'apertura. E se questo sta a significare razionalizzare dei costi, recuperare per risanare il debito, io credo che sia assolutamente una falsità. Non toccate le province. Il numero 1 di K. Corner non usa troppi giri di parole. Dal vertice Berlusconi-Bossi per le modifiche alla manovra bis, quella delle lacrime e sangue, esce la mannaia che taglia tutte le province, nessuna esclusa. Una soluzione che dovrà passare per l'iter di modifica della legge costituzionale. A Venezia il presidente dell'ente, che rischia di sparire, non le manda a dire ai suoi colleghi di governo. Devo dire che la colgo come una sorta di agguato, in quanto non è stata discussa, concordata, ma fino a ieri abbiamo discusso su altre ipotesi che avrebbero potuto favorire un risanamento di quello che è il debito pubblico. Una contrarietà a cui non sembra far eco del tutto il presidente della regione, nonché compagno di partito Luca Zaia, uno che alla guida della sua provincia c'è stato per anni. Le province, se avessero competenze, potrebbero assolutamente avere un buon effetto sui territori. Oggi penso che il consenso attorno alle province sia zero o tendente a zero da parte dei cittadini. Le province dunque sacrificate sull'altare della polemica su sprechi e casta? Parlare di spesa della politica attraverso delle province è assolutamente una bufala, nel senso che la spesa è pari allo 0,1% sulla spesa della politica complessiva. Le province hanno un ruolo e un significato storico, tuona il numero 1 di K. Corner, che sente in questo taglio una sorta di tradimento dell'ideale federalista e rilancia. Mi auguro piuttosto che, visto che dal 1990 si era deciso di fare di Venezia una città metropolitana, questa sia l'occasione per mettere in atto quanto in 20 anni non si è riusciti a fare.